Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1224 di oggi, martedì 30 giugno dell'anno del Signore 2026, cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, video, pillole e molto altro ancora. 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, 0292947222 per le vostre telefonate. Quando ve lo dirò io, soprattutto dopo le 18:40 con il senatore Claudio Borghi, che stasera ci parlerà a scuola di magia dei fondi SAFE. Adesso però sono le 18:19, il pezzo d'apertura, cara Natalia, buon lavoro anche a te e ben trovata. Pezzo d'apertura Giochiarello, che brutto affare, dal Festival di Sanremo del 1981, e ora arriva lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi, diritto e rovescio. Vai pure Natalia. L'industria automobilistica europea si sta arrendendo a quella cinese. È di questi giorni, ad esempio, la notizia che la fabbrica tedesca Volkswagen andrà a produrre in Cina tutte le sue auto elettriche. La spiegazione di questo suicidio economico è presto spiegata. Le materie prime per le batterie sono in mano ai cinesi e la manodopera cinese costa molto meno. Il modello di auto cinese più venduto in Italia è la Leapmotor, che è commercializzata da Stellantis negli saloni dell'ex Fiat
dove si vendevano le Panda e le 500. La seconda auto cinese più venduta in Europa è una AMG inglese, dietro il quale questa sigla c'è il colosso cinese SAIC Motor. Infine la Mercedes ha ceduto ai cinesi il 50% del suo marchio Smart e il 10% di tutto il gruppo. Infine la società Volvo è tutta cinese. Insomma, per il settore europeo dell'auto la politica della UE è finita in una vera e autentica Waterloo. Tra l'altro a beneficio, il che è anche peggio, di un solo altro paese nel mondo, cioè la Cina. Qui Parlamento. E io do il bentornato all'onorevole Dario Giagoni. Buonasera onorevole, ben trovato. Buonasera a tutti. Allora, onorevole, stasera si è parlato... Sono a completa disposizione. Grazie. Senta, stasera si è parlato di sicurezza del lavoro, di sicurezza sul lavoro. Lei ne ha parlato col ministro Calderone o sbaglio? Sì, abbiamo parlato oggi in aula col ministro Calderone. Siamo intervenuti, diciamo, tutte le forze politiche di maggioranza e minoranza. Abbiamo evidenziato che il lavoro che sta portando avanti il ministro, che sta portando avanti il centrodestra, questo governo, è un attento lavoro a tutela della salute, della vita stessa del lavoratore e soprattutto della dignità del lavoratore, perché abbiamo messo in campo risorse umane che prima erano carenti, risorse che andranno a vigilare, a controllare che il lavoratore lavori in un ambiente idoneo, che non finisca sotto il discorso del caporalato e che non venga ulteriormente, cioè che non venga sfruttato. Questi sono gli aspetti importanti, perché la tutela del lavoratore è un principio costituzionale fondamentale e che non ha indubbiamente colore politico. Pronto? Non sento più. Antonino, ci senti? Non sento Si è più. bloccato. Eccomi, scusi, si era un po' bloccato l'audio. Non ti sentivo. Lo so, c'era stato un piccolo problema col microfono. Onorevole, senta... Se vuoi riparto. No, noi l'abbiamo sentita perfettamente, ero io che ero muto, non si preoccupi. Ok, ho detto... No. Onorevole, secondo lei comunque quali sono le sfide più impellenti da affrontare in tema di lavoro, di sicurezza e di sviluppo anche alla fine del PNRR, ed è ora di cominciare a tirare un pochettino le somme? Quello che è stato fatto in 3 anni e mezzo è stato l'investimento sulla cultura della sicurezza. Sono stati anche introdotti degli strumenti innovativi come la patente a crediti, cosa che prima non c'era in quei settori a maggior rischio, quindi rafforzando gli organici degli enti ispettivi, sostenendo le imprese che investono stabilmente nella prevenzione, perché investire sulla prevenzione, soprattutto anche partendo dalla scuola, e investire sul futuro dei giovani, perché se si investe sulla prevenzione si dà la possibilità sia al singolo soggetto di poter garantire la propria sicurezza, ma di garantire anche la sicurezza degli altri, cosa che ha fatto invece lasciare molto chiacchierare sono stati gli attacchi da parte della minoranza che dicendo che la nostra attività sulla sicurezza è un'attività basata sull'ipocrisia. Invece le risposte non sono mancate, dove abbiamo fatto capire, perché hanno citato gli anziani che lavorano sul ponteggio a 60 anni e più. Ho detto, la responsabilità è vostra, che nell'anno 2011 come coalizione di centrosinistra avete votato la legge Fornero, avete firmato
l'innalzamento dell'età pensionabile, non siamo di certo responsabili noi, svuotando anche le casse dello Stato, andando avanti con una serie di bonus, super bonus, creando una giungla di microimprese che si creavano all'improvviso, improvvisate. E questo cosa comporta? Che se una microimpresa si crea così, alla velocità della luce, improvvisata, non garantisce quella sicurezza idonea. Le stragi, il numero dei morti erano molto ben superiori quando c'erano loro al governo, perché sono abituati a vivere nella confusione, a creare queste giungle senza un'opportuna visione lungimirante verso il futuro, verso la crescita e verso la tutela del lavoratore. Poi le sfide sono tante, le sfide sono quelle dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale secondo noi potrebbe essere anche un'ottima compagna di viaggio, non per creare fake news, non per creare chissà video che lasciano spazio a fraintendimenti, ma più che altro per sopperire quelle lacune che la mente umana ha. È normale che una intelligenza artificiale riuscirebbe a calcolare milioni di combinazioni, che ci sarebbe una consistente analisi dei rischi e ci darebbe anche la possibilità di prevedere anche casi di infortunio, seppur uno ha dietro una grande esperienza, seppur dietro c'è tutto un documento di valutazione dei rischi, di salvare vite, perché poi salvare vite si parla anche di salvare infortuni. Certo. Sento, Di ridurre gli infortuni. Onorevole, e ora quali saranno i suoi prossimi impegni? I prossimi impegni saranno quelli soprattutto di ridurre al massimo le morti bianche, avvicinarsi allo zero. Lo so che sarà un lavoro direi quasi impossibile, ma ce la metteremo tutta, perché deve diventare una costante il parametro zero. Poi l'impegno importante è quello di non sanzionare a prescindere, non deve diventare una situazione in stato di polizia, ma anzi lo Stato si sta muovendo con buon senso, soprattutto quello attraverso sopralluoghi preventivi, perché prevenire è meglio che curare, come si diceva anche in un vecchio spot. E questo è un aspetto importante che stiamo portando avanti, perché lo Stato che usa il buon senso non attende l'errore. È come un padre, come ho detto oggi in aula, è come un padre che corregge il proprio figlio prima che arrivi o finisca in mezzo al pericolo. Molto bene, onorevole. Allora, io la ringrazio del suo tempo, le auguro buon lavoro, perché appunto sentiamo l'aula alle sue spalle, e che dire di più, che ci risentiamo presto. A presto e buon lavoro. Grazie. Grazie Sammy. Grazie. Ciao. Adesso noi andiamo in pausa, dopodiché pubblicità e poi ci sentiamo Giovanotti, Asso, la sigla di Classe di Ferro, signori, 1989, perché e poi ve lo spiega il senatore Borghi, tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso
un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. È la storia di uno regolare, che poi l'hanno mandato a fare il militare, che lui se ne sbatteva di tutte quelle storie, ma era uno normale e lo doveva fare. Per forza o per piacere, lui lo doveva fare. Allora poi alla fine è tutto come un gioco, l'unica cosa è che si dorme poco, ci trovi proprio tutti, sono tutti regolari, tutti sono qualcosa tranne che militari. E i giorni intanto passano e diventano sempre meno, il grigio si schiarisce, appare l'arcobaleno, quello che gli rimane qualche amico regolare che insieme a lui l'avevano mandato militare. Si parla delle c'han tutti la ragazza, qualcuno c'ha la foto, qualcuno invece grassa, molte sono inventate, comunque non fa niente, perché comunque sia conta quello che c'ha in mente. E in mente sono belle e sono tutte sante. È la storia di uno regolare, che poi l'hanno mandato a fare il militare. Cadenze! Plotone! E T! A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, un saluto a tutti i regolari che sono andati a fare il militare. Io ho fatto solo la visita militare, mi è bastata nel lontano 1998, quando ancora per noi della classe 1980 era ancora obbligatoria. Poi dopo la leva è stata sospesa e quindi non sono andato sotto le armi. In compenso qualcuno prese 18 materie che io avevo dato all'Università Cattolica del Sacro Cuore, le attribuì a un tale che si chiamava Antonio, ed ecco perché mi incazzo quando mi chiamano Antonio Danna e non Antonino Danna, e vista verso la fine di aprile del 2002, un sabato, mio padre telefonò e mi disse: sai, sono venuti i carabinieri a casa. E io dissi: bene, e che volevano? Hai fatto qualcosa? Sei andato forte in macchina? No, sono venuti per te. Come sono venuti per me? E che cacchio ho fatto io? Una multa a Roiano, all'autovelox? No. Hanno portato la cartolina per l'esercito. Ma scusa, ma sei sicuro che cercavano me e non cercavano te? Io ho già dato nel 1961, fu la risposta dall'altro capo dell'apparecchio. Ti devi presentare tra un mese alla caserma Berardi di Avellino per cominciare il CAR. Insomma, come fu e come non fu, si accorsero dell'errore che avevano commesso, emisero il rinvio e io non ho dovuto prendere il treno per andare ad Avellino a fare il CAR. E da allora io spero di incrociare prima o poi quello che si beccò queste 18 materie valide per il rinvio, perché se lo becco gli faccio una faccia così.
Detto ciò, sono le 18:35 minuti e 12 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Nel frattempo arrivano delle zappe. Maurizio, visto le sempre diverse interpretazioni sugli accordi USA-Iran, basterebbe farli pubblicare se esistono? Veramente sono stati pubblicati, la BBC li ha pubblicati, sono di pubblico dominio. E se la commissione USA che tratta è sempre lì a farsi prendere per il naso, ogni argomento, navigazione stretto, verifica nucleare, soldi sbloccati, appoggio a gruppi terroristici, uno dice fatto, l'altro dice no. Forza Israele, tieni il punto, unica forza democratica tra tanti terroristi islamici. Maurizio, come non essere d'accordo con te su questo punto, soprattutto, caro Maurizio? Ma vedi, ma questi sono gli errori che fa Trump. Trump gliene doveva dare tante, ma così tante che quel regime doveva cadere. Invece lui è convinto che gli dai i soldi e quelli lì stanno buoni. Non ha capito che gli dai i soldi e quelli lì diventano ancora più pericolosi. Ma scusate, ma chi di voi, no? Cominciando da me, visto che purtroppo me ne intendo anch'io. Ma chi di noi, sentendosi dire da un dottore guarda che c'è il cancro, se gli dai lo zucchero, lo potenzi e quella roba lì, poi t'ammazza. Cioè chi di noi comincerebbe a farsi mezzo chilo di zucchero al giorno sapendolo? O piuttosto dice ragazzo, mo facciamo l'intervento, mo facciamo la chemio, gli facciamo un culo così e tu guarisci. Questo è il problema. Questo qui è convinto che gli dà lo zucchero al tumore e guarisce e non ha capito che non è proprio il caso. Non è affatto il caso, perché poi ne risente tutto il mondo a causa di questi invasati convinti di essere il governo di Dio. Dunque, tra un paio di minuti avremo con noi il senatore Claudio Borghi Aquilini. Io vi do le ultime news. Intanto il pezzo che avete ascoltato, appunto, Giovanotti, Asso, la sigla di Classe di Ferro del 1989. Poi su questo ci sarebbe pure un dibattito. Secondo me l'era dei paninari è finita quando Giovanotti è andato militare. Quello è stato il rompete le righe, proprio la fine della Milano a bere degli anni '80. Voi che ne pensate? Allora, Stati Uniti d'America, siamo all'Ansa, la Corte Suprema USA contro Trump mantiene lo ius soli. Il presidente aveva chiesto l'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita. John Roberts, presidente del massimo tribunale americano, il 14° emendamento garantisce lo ius soli, chi nasce negli Stati Uniti è cittadino. La Corte Suprema USA conferma il divieto per i transgender di competere in sport femminili. Ancora le temperature record, OMS, in Italia 5 morti in 24 ore per il caldo, il Ministero della Salute non ci risultano. Il terremoto in Venezuela, 12enne estratto vivo al Lago Aira dopo 5 giorni dal sisma. L'indagine, attentato a Ranucci, 4 arresti, l'intercettazione, ho messo la bomba, facciamo la storia. La tragedia, morto dopo l'ultima consegna, sognava il viaggio dei 18 anni, Andrea lavorava per una pizzeria nel Torinese, lo schianto sotto la pioggia. L'esame del DDL sul fine vita, Campana, CNR, lo strumento usato per libera e riproducibile, l'esperto in Senato consente l'espressione di volontà. Caccia al sospettato, esplosione nel Principato di Monaco, si indaga, il procuratore si indaga per omicidio, è escluso il terrorismo. La tragedia a Lahore, crolla il tetto di un edificio in Pakistan, almeno 14 bambini morti. E un abbraccio a loro e alle loro famiglie. Niente, qua per il resto c'è il mondiale, avete visto che la Germania è stata cacciata dal mondiale in una maniera veramente clamorosa. Comunque ne parleremo domani sera con Roberto Giardina a Berlino, tutto bene. E nel frattempo, essendosi fatte le 18:39, Natalia, per favore, vedi se riusciamo a entrare in contatto con il senatore Borghi, perché non è un caso che io abbia messo questa canzone, appunto Asso, cantata da Giovanotti con Adriano Pappalardo, che nella parte del sergente cattivissimo, dice Asso, cadenza, che appunto dava la cadenza al plotone che stava marciando, per cui vediamo un po' se riusciamo ad avere con noi il senatore Borghi Aquilini. Sì, tra un po' lo avremo. Nel frattempo diamo un'occhiatina anche al meteo, vediamo un po'
i nostri amici, scusate, ma l'aria condizionata fascista, come ci stanno spiegando alcuni invasati, l'aria condizionata fascista purtroppo fa starnutire. Andiamo a vedere nella home del meteo.it, che tempo fa da voi? Ma io non lo so, veramente. Il gioco delle correnti ha fatto sì che ieri piovesse tutto attorno. Ha piovuto a Bustarsizio, ha piovuto a Castano Primo, niente. Ecco qua. Allora, violenti temporali in arrivo al nord, scrive il meteo.it. Anticiclone Caronte in declino, sono in arrivo forti temporali e grandine. Mercoledì 1 luglio con temporali improvvisi e grandine al nord, da giovedì 2 anche verso centro e poi sud. Caldo in temporanea attenuazione, riduzione dell'afa, clima più gradevole, era ora. Weekend, sole e caldo di nuovo in aumento, ultime precipitazioni in Sicilia e Calabria, specie sabato, temperature in nuovo rialzo, prossima settimana torna l'anticiclone africano, il caldo e sarà in aumento. Vabbè, settimana prossima ci pensiamo, intanto però becchiamoci un bel po' di acqua fresca, di pioggia e di ribasso delle temperature. Oddio, stamattina vi dico la verità, in Vespa si stava abbastanza bene. Gli altri giorni era da morire, specie quando ti fermavi ai semafori, quando ti fermi e senti proprio la botta d'afa che ti viene addosso, ti viene in faccia. Invece stamattina bene, devo dire la verità. Abbiamo fatto alcune commissioni, io e mia moglie eravamo, non dico con l'aria condizionata, però si stava freschi, molto bene davvero. Vediamo che cosa succederà. Il senatore Borghi ha la segreteria, signore e signori, quindi probabilmente è impelagato in qualche faccenda e vedremo se riusciremo a trovarlo. Nel frattempo apriamo il telefono 0292947222 se volete intervenire, dire la vostra, commentare le ultime notizie. Noi tra un po' riproveremo ovviamente a sentire il senatore Borghi. Andiamo a vedere l'ADN Kronos. Anche l'ADN apre con la Corte Suprema americana contro Trump, stop alle sue limitazioni allo ius soli. I giudici hanno stabilito che l'ordine esecutivo viola apertamente il 14° emendamento della Costituzione, che da oltre un secolo garantisce la cittadinanza a chiunque nasca sul suolo americano. Caldo record, l'OMS lancia l'allarme, 5 morti in Italia, l'Europa nella morsa nell'afa, l'Italia dice che non è vero. L'attentato contro Sigfrido Ranucci, 4 arresti, il comando ha agito su commissione. Raffaele Stipa, ucciso per una pizza gratis a Reggio Emilia, arrestato 43enne italiano. L'omicidio nella tarda serata di ieri all'interno della pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, la vittima è il titolare 60enne. Iran media, domani colloqui indiretti con gli USA su Hormuz. Secondo alcune fonti i negoziati si concentreranno sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità generale della regione. Andiamo a vedere però cosa è successo a Reggio Emilia e in particolare andiamo a vedere questa storia veramente immonda, perché a quanto pare dopo la terza pizza gratuita, siccome non gli era stata data un'altra pizza gratuita, questo signore che per di più da 20 anni a quanto pare conosceva il pizzaiolo ha ben pensato di saltare il bancone e ammazzarlo. Io mi chiedo che gente giri per le strade di questo paese, veramente. Allora, l'ADN Kronos è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato nella notte l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia, accaduto nella tarda serata di ieri all'interno della pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, zona sud della città. Ferita anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. La donna ha riportato diverse ferite ed è sotto shock. È un italiano di 43 anni l'uomo arrestato per omicidio. L'uomo con precedenti per droga sarebbe entrato verso le 21:30 e avrebbe chiesto per l'ennesima volta una pizza gratis. Al rifiuto di Stipa si sarebbe scagliato contro l'uomo uccidendolo. L'assassino è stato arrestato per reato d'omicidio e lesioni personali aggravate.
Accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono ancora in corso. L'aggressore, scrive ancora l'ADN Kronos, avrebbe fatto l'ingresso all'interno della pizzeria e al rifiuto del titolare di servirgli l'ennesima pizza a credito avrebbe oltrepassato il bancone e si sarebbe scagliato armato di coltello nei confronti della vittima, sferrandogli numerosi fendenti. E questa è la ricostruzione della questura di Reggio Emilia. Durante la colluttazione, nel disperato tentativo di fermare l'aggressore, la sorella della vittima è stata colpita da alcuni fendenti, riportando fortunatamente soltanto delle ferite lievi, poi curate al pronto soccorso. Dai primissimi accertamenti, come è emerso, tutto trae origine dal rifiuto di offrire altre pizze all'indagato per via di una pendenza economica, come ricostruito dagli inquirenti, per somme di esigua entità. La richiesta alla quale sarebbe stato opposto il rifiuto sarebbe stata fatta tramite un'altra persona ieri probabilmente intorno all'ora di pranzo. Poi in serata, come ricostruito dal procuratore, l'aggressore si è materializzato nel locale. L'uomo è stato rintracciato a casa dei genitori, sempre a Reggio Emilia, scrive l'ADN Kronos, e quanto si sottolinea in una nota della questura. Gli agenti della squadra mobile hanno dapprima raccolto tutte le descrizioni da parte dei testimoni presenti sul posto al momento dell'aggressione e hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno del locale. Si è così risaliti al 43enne e le ricerche si sono concluse poco dopo la mezzanotte, quando gli agenti lo hanno rintracciato all'interno dell'abitazione dei genitori. Nel corso di una perquisizione i poliziotti hanno trovato e sottoposto a sequestro sia i capi d'abbigliamento utilizzati durante l'aggressione, sia un coltello con cui è stata presumibilmente commessa l'azione. Natalia, prova a contattarlo attraverso WhatsApp, prova a chiamarlo col telefono di WhatsApp, vedi un attimo se ti risponde, nel qual caso, se no, direi che possiamo rimandare l'appuntamento con il senatore Borghi alla prossima settimana. Dicevamo, nel corso della conferenza stampa, infatti, il procuratore Calogero Gaetano Paci ha sottolineato che è stato rinvenuto un coltello di foggia e dimensioni analoghe simili a quello ripreso dalle telecamere nella pizzeria, ma allo stato non possiamo dire si tratti dello stesso perché occorrono approfondimenti. Questa sera a Reggio Emilia si terrà una camminata in ricordo del pizzaiolo Raffaele Stipa. Si terrà alle ore 20 con partenza da via Medaglia d'Oro della Resistenza e arrivo proprio davanti al locale, la pizzeria Yogi. A lanciare l'appuntamento il comune di Reggio Emilia sulla sua pagina Facebook. Ricordare insieme Raffaele Stipa, storico titolare della pizzeria Yogi, e testimoniare come comunità il nostro rifiuto contro ogni forma di violenza. Ci ritroveremo questa sera alle 20 davanti al centro sociale Rosta Nuova, in via Medaglia d'Oro della Resistenza, sottolinea il comune. Da lì partirà una camminata che raggiungerà la pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, luogo in cui si è consumata la tragedia, per un momento di raccoglimento. Invitiamo tutte le cittadine e tutti i cittadini a partecipare. La presenza di ciascuno sarà un segno di vicinanza alla famiglia, agli amici, a tutta la comunità, nel ricordo di Raffaele e per ribadire insieme il nostro impegno contro ogni forma di violenza. Veramente io non so che cosa pensare di questa storia, soprattutto mi chiedo che giustizia ci possa essere per una cosa del genere. Lo chiedo a voi, che giustizia ci possa essere per una cosa del genere, soprattutto mi pare abbastanza evidente che questo signore con problemi di droga molto probabilmente, insomma, non era nelle migliori condizioni per poter affrontare un incontro con il povero Stipa, e quello che egli ha fatto non è certamente auspicabile, anzi, diciamolo pure. Questo a maggior ragione dovrebbe spingere a riflettere e a combattere con più forza le droghe in questa società, anziché stare a sentire i soliti che ci vengono a dire però se le legalizziamo le mafie non trovano più nulla, però lo spinello dopo tutto non è male, e qua e là. Tante volte si comincia con lo spinello, poi dopo si vede dove si va a finire. E anche questo io credo che
Comunque, lasciamo lavorare gli inquirenti, aspettiamo e vedremo che cosa ci diranno al termine delle loro indagini e al termine delle loro valutazioni. Io a questo punto, ecco qui, a questo punto provo a vedere se il senatore Borghi è dei nostri, vediamo un attimo, perché chiaramente sì, gli mando un messaggio, hai proprio ragione. Eccolo qua, senatore, la attendiamo e vediamo se riusciamo a contattarlo. Virgola, c'è? Punto di domanda. Eccoci qua. Vediamo se il senatore mi risponde e naturalmente sulla base di questo ci occuperemo di averlo come nostro gradito ospite. Nel frattempo andiamo ancora avanti con la nostra trasmissione. Vi ricordo sempre che il telefono è aperto 0292947222 se volete essere dei nostri, oppure 340 670 9659 se volete intervenire attraverso la zappa o WhatsApp che dir vogliasi. Intanto vediamo un po' questa storia dell'attentato a Sigfrido Ranucci, andiamo a vedere che cosa sappiamo di questo attentato, che cosa hanno scoperto gli inquirenti quest'oggi, le 18, 51 minuti e 50 secondi nel frattempo. Allora, eccolo qui. Si sta caricando la pagina dell'ANSA, deve essere proprio il caldo che stasera fa andare a rilento un po' tutto. Abbiamo una chiamata, bene, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Ciao Marco, ben trovato. Grazie. Allora, la vicenda di Reggio Emilia è l'ennesima rappresentazione che c'è una parte del sistema politico e giudiziario che vuole lo smantellamento del sistema democratico nel quale viviamo, semplicemente perché secondo me non c'è la volontà di fermare tutta una serie di cose che ci portano praticamente al tutti contro tutti. Qui abbiamo un signore drogato, evidentemente, che si è fatto giustizia perché una pizza. Questo signore era italiano, ma quante di queste cose le sentiamo compiute da stranieri? Noi assistiamo a delle polemiche nel nostro paese per la caccia, come ad esempio il decreto sulla caccia che dovrebbe essere prima o poi firmato oppure non firmato da Mattarella. Cioè, subiamo le polemiche legate alla questione LGBT, seguiamo le polemiche sui giornali legate all'utilizzo o meno dei condizionatori. Però queste polemiche non ci sono, perlomeno queste polemiche non vengono sviluppate per la sicurezza, perché 20-30 anni fa, o anche insomma negli anni 80-90, io voglio vedere quante persone avevano l'abitudine di girare con un coltello in tasca. Ormai sembra che il 70-80% della gente giri col coltello in tasca come girare con un pacchetto di sigarette o meglio ancora un pacchetto di caramelle o di chewing gum. E questo è stato naturalmente importato dagli stranieri, ma a quanto pare tanti italiani più o meno sbarellati l'hanno preso a modello. Eppure non ci sono polemiche riguardo a queste cose. Non ci sono polemiche, almeno secondo me, nemmeno sulle violenze, sulle violenze carnali, sugli accoltellamenti, sulla gente presa a pugni perché non dai il telefonino a quello di fronte o al gruppetto di Maranza che ti chiede il telefonino o anche una sigaretta. Cioè, capisci? E questo è il fatto. E di questo sicuramente ne ha molta responsabilità una certa parte della magistratura, ma una certa parte della politica che si ritiene progressista, ma che in realtà ci sta portando al degrado e alla catastrofe.
perché come ho detto stamattina a Sammy Varin, noi abbiamo importato talmente tanto terzo mondo che ormai siamo diventati noi terzo mondo. Quindi la mia era soltanto uno sfogo, una denuncia, perché Sì. queste cose qui anche 3-4 anni fa non sarebbero mai accadute. Cioè che uno entra in pizzeria sapendo di avere un debito e dice: ascolta, beh dai, dammi una pizza, tanto segna. Ma questo succedeva 60 anni fa, quando c'era una povertà pazzesca e c'era l'abitudine andare dal pizzicagnolo, andare dalla drogheria, perché una volta si chiamavano Marco, drogherie. io devo andare in onda con il bene. senatore Aquilini. Chiedo Benissimo, scusa meglio, che l'abbiamo non può dire più di raggiunto. me. Ciao. Grazie. Sigla Scuola di Magia. Qui Parlamento. L'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Buonasera, a voi la linea. Grazie, caro senatore, buonasera e ben trovato. Buonasera, soliti problemi tecnici qua a Roma perché purtroppo le pareti sono spesse. D'altra parte c'è un motivo per cui le rovine sono ancora in piedi, no? Perché evidentemente le costruivano col muro largo. Esatto. E poi insomma, diciamo hanno anche un altro diciamo atteggiamento nei confronti delle cose che invecchiano. Qua tendono a tenerle, a curarle, mentre invece sai, o quantomeno a conservarle. A Milano c'è qualcosa che non va, buttiamo giù tutto subito, una bella spianata e vedi che tutto migliora. Signore. Caro senatore, Comunque, allora, stasera il trucco qual è? Stasera il trucco è una cosa che insomma sto curando da un po' di tempo, sto cercando di vedere come funziona e ancora non ci sono riuscito. E quindi significa che quando le cose sono belle nascoste, di solito io divento più prudente, poi io magari sarò il primo a ricredermi. Comunque stiamo parlando dei prestiti SAFE o SAFE, insomma, diciamo dell'Unione Europea, per comprare a sconto le armi. Come già voi capite, di solito quando c'è da parte dell'Unione Europea un qualcosa con una sigla, normalmente è una fregatura, no? Quindi diciamo che io parto abbastanza prevenuto. Però la situazione è la seguente. L'Unione Europea, per aiutare o per venire incontro le nazioni europee che sicuramente sono terrorizzate dalla minaccia che il cosacco gli arrivi fra capo e collo a un certo punto alla mattina, quando uno è lì a fare la barba e si trova a un certo punto il russo che ti ha hanno detto che non solo si può spendere per le armi diciamo in eccesso rispetto al patto di stabilità, no? Quindi di base, se uno usa dei soldi per, che ne so, abbassare le pensioni, per migliorare la sanità, per alzare le pensioni, per migliorare la sanità, per fare dei trasporti migliori, per abbassare le tasse a qualcuno, arriva l'Unione Europea e dice no, non si può. Se invece compri un missile, un carro armato, un lanciarazzi o qualcosa del genere, allora lì va tutto bene, allora sì, si può. E loro fanno come se non fosse fuori bilancio, no? Diciamo. Poi, per carità, noi siamo riusciti a ottenere almeno per un minimo di dignità una cifra analoga potesse essere un caro energia, no? Ma se non insistevamo, diciamo che le regole normali dell'Unione Europea sono che se tu vuoi comprare un po' di armi in più, in realtà non ci sono problemi. Ma non solo, l'Unione Europea ti dice anche che se per caso appunto tu vuoi approfittare di questa opportunità
splendida, no? E comprare un pochettino di missili, un pochettino di carri armati e simili, ti presta direttamente lei i soldi per farlo. Ora, e non solo, insiste perché tu li prendi questi prestiti. Io normalmente diffido di quelli che vengono a casa tua e ti dicono non ti preoccupare, ti presto io i soldi. Mentre è Pure abbastanza io. normale, sì, mentre è abbastanza normale che ci sia qualcuno che dice prestami i soldi e vedrai che farò delle belle cose, per esempio lo Stato rientra in questa categoria, no? Lo Stato quando fa la pubblicità dei BTP Italia o chi per esso ti dice prestami i tuoi soldi e vedrai che ti darò un buon tasso di interesse o cose di questo tipo. Ma Certo. quando arriva uno, e quello è normale, ma quando arriva uno e ti dice ti voglio prestare io dei soldi, di solito non suona bene. Suona bene soltanto se sono i giri che fa fra la banca centrale e le banche, ma il fatto che arrivi l'Unione Europea che non c'ha la banca centrale a dire non ti preoccupare, ti presto io i soldi che peraltro non ha, perché forse qualcuno dimentica che l'Unione Europea non ha la sua banca centrale, il suo tesoro centrale o similare, ti deve prestare dei soldi che al momento non ha in cassa e se per caso vuole prestarteli, prima deve andarli lei a sua volta a prendere a prestito da qualcuno con i famosi Eurobond, no? Quindi l'Unione Europea emette dei titoli di Stato suoi, che non è uno Stato, che è già una cosa che mi fa girare le balle, raccoglie del denaro e dopo li presta a te, no? Questi soldi. La scusa è ma l'Unione Europea te li presta con un tasso inferiore rispetto a quello che faresti tu. Anzi, questi poi sono ancora più buoni, più fortunati e più belli questi prestiti, perché non dovrai iniziare a restituirli che fra 10 anni. Allora tu capisci che normalmente, no, il politico medio, specialmente quelli che stanno magari poi in qualche ministero tipo il Ministero del Tesoro, così tipo, si fregano le mani e dicono io ora di 10 anni sarò lontano, no? Per cui che problema c'è? Anzi, è proprio quello che voglio. Peccato che io ho provato a cercare bene i dati di questi cavolo di prestiti, al momento mi pare di aver capito che funzionano così. Significa che l'Unione Europea ti presta i soldi a tasso fisso per 5 anni e al momento questo tasso fisso è segnato al 3%. Dopodiché, passati 5 anni, si rivede come sono i tassi, no? Quindi si suppone potrebbero essere all'1 come potrebbero essere al 10 e a seconda del prezzo a cui saranno ti dà quel prezzo lì, no? Quindi supponiamo che fra 5 anni i tassi siano al 10 e supponiamo che i tassi siano al 10 e non si può fare perché tanto tu vorresti tirarti indietro, dici no, io non posso perché ma che cavolo è tassi al 10, ma non puoi tirarti indietro perché hai già deciso che è così. Ma non solo, poi una volta passati i 10 anni, quindi di tassi fissi resettati ogni 5 anni, a quel punto ti danno un mutuo per 20 anni. Quindi una cosa che ti danno i soldi subito, no? E tu cominci a restituirli man mano con le quote del capitale, motivo per cui ti dicono che tu non restituisci il capitale se non passato 10 anni, perché per 10 anni il sistema è a tasso fisso calcolato nella maniera in cui ho detto prima. Dopo i 10 anni si innesta questo mutuo di 20 anni tipo e a quel punto tu cominci come in ogni mutuo a pagare la tua quota di capitale e gli interessi. Ora voi già capite secondo me che le campane d'allarme suonano a festa, no? Già soltanto a sentire sta roba qua, perché io Italia dovrei prendere e mettermi a aprire un mutuo nei confronti della banca centrale che me le dà con delle condizioni che io adesso non so
che dipenderanno da come saranno sul mercato in futuro, e se salgono i tassi pazienza, però tu ormai ti sei impegnato a prenderli e quindi li prendi lo stesso, e soprattutto bisogna vedere se sono convenienti come tasso, perché se il tasso attuale è il 3%, chi vuol fregarti ti sta dicendo che tu devi andare a vedere cosa sono i tassi a 30 anni, ma non è vero, perché questo qui non è un tasso fisso a 30 anni, è un tasso che cambia ogni 5 anni, quindi tu devi andare a prendere i tassi a 5 anni. Sui tassi a 5 anni la differenza fra il tasso di interesse che paga l'Unione Europea e quello che paga l'Italia, grazie al fatto che abbiamo, grazie anche a questo governo, gli spread ai minimi, è praticamente zero. Tutte e due praticamente mettono a 3% di tasso di interesse. Ma non solo. Il BTP, come tutti sanno, è tassato al 12,50, per cui lo Stato ti paga il 3, ma in realtà si recupera subito il 12,50. Se invece li prende a prestito dall'Unione Europea, è ovvio che tu non puoi tassare l'Unione Europea, no? E quindi in realtà non c'è nessuna tassazione, tu devi pagare il 3% secco. Quindi mentre su un BTP lo Stato in realtà paga 2,70 perché paga 3, ma in realtà poi si recupera il 12,50, nei confronti dell'Unione Europea non è così, in realtà tu paghi 3 fisso. E allora la domanda è, ma perché noi dobbiamo andare a impegolarci in questa cosa? E la risposta in realtà mi viene anche già subito in mente, perché l'Unione Europea, una volta che tu hai firmato per prendere a prestito questi soldi, dopodiché ha la possibilità di venire a ficcare il naso su cosa fai fino a che non è scaduto il prestito, perché funziona in parte come il PNRR, cioè vale a dire con quei soldi, dato che te l'ha prestati lei, tu devi far vedere che hai realizzato le milestone e che hai speso nella maniera che dicono loro e che nel programma per comprare le armi ci siano soltanto le aziende europee e che queste aziende europee possibilmente includano anche un progetto per l'Ucraina e cose di questo tipo, con il risultato che al lato pratico tu non sei libero di fare quello che vuoi con il tuo debito, cioè si rientra sempre nello stesso tipo di atteggiamento che quello del PNRR che di base funziona come guarda, tu compri, fai il mutuo per comprare la casa, ma scelgo io che casa devi prendere, perché Straordinario. se no altrimenti non va bene, no? D'altra parte però ti conviene così tanto che anche, guarda, se la scelgo io la casa, tanto poi oltretutto la scelgo bella, non ti preoccupare, vedrai che ti piace. Tu dici, ma no, ma non solo, mi scegli tu la casa e io non so se è bella, e anzi già sentire delle cose che dico, che stai dicendo già mi girano i coglioni, perché non capisco perché io devo avere la casa confinante con l'Ucraina o similari. Ma oltretutto non mi conviene nemmeno, perché la banca sotto casa il mutuo me lo fa a un tasso inferiore. No, ma non ti preoccupare, prendili, fidati, prendili, cazzo! No? Ecco, quando uno comincia a avere questo atteggiamento qui, capite che io cerco di vederci chiaro, dato che purtroppo, come ben sapete, all'interno del governo, quando c'è l'Unione Europea che chiede qualcosa, è più l'atteggiamento di quello che dicono, beh, ma cosa andiamo a fare una guerra anche per questo? Ma sì, sono un po' le fisse del Borghi, ma se tanto ce lo vogliono dare, ma prendiamolo, beh, ma guarda che tutto sommato forse effettivamente, se guardo bene, forse un po' conviene, beh, ma tanto questi soldi qua li dovrei spendere lo stesso in questo modo, e così via. Capite che io già mi sto trovando di fronte a un qualcosa dove so che mi gireranno i coglioni, no? Giusto per metterla piatta, perché io capisco quando stiamo parlando di Forza Italia, vabbè, questi qui sono europeisti e quindi qualsiasi cosa arriva gli mettono sulla scrivania, e viva l'europeismo, siamo tutti contenti, no? E dammene droga, benissimo, veleno, ottimo,
tanto me lo sta dando l'Unione Europea e quindi sono tutti contenti. Però quando cominciano anche quelli di Fratelli d'Italia, quando comincia ogni tanto anche qualcuno dei nostri a cose di questo tipo, io mi intigno. No? Per cui insomma il giochetto di prestigio di questo mese e di questa settimana sta nel innanzitutto cercare di capire cosa sono le condizioni, perché tutto quello che vi ho detto sono delle mie ricerche, non ho ancora visto in mano niente di scritto. Magari sono pronto a ricredermi e venire fuori che in realtà non c'è nessun obbligo, sono le cose più convenienti del mondo e che l'offerta speciale che non dobbiamo mancare. Però al momento io tutti i dati che ho potuto trovare vanno in questa direzione e di carta ufficiale che mi dicesse cosa sono i conti e così via non se ne sono viste, né pari meno se ne sono viste in Parlamento, perché insomma, queste robe qua, secondo me, sarebbe una delle cose utili di cui parlarne in Parlamento. Invece no, ci pensa il governo perché tanto il governo lo sa lui. Ma io non lo so, in una riunione fra Crosetto, la Meloni e cose di questo tipo che diamine si dicono, con tutto il fatto che voglio bene a tutti. Il rappresentante dei cittadini che mi ha eletto sono io. E quindi a me piacerebbe oggettivamente essere informato su quello che si fa, perché sennò altrimenti si ritorna così come nelle altre situazioni, tipo il prestito dei 90 miliardi all'Ucraina, no? E il Mercosur e similari, dove poi c'è qualcuno che prende le decisioni e non se ne è parlato con nessuno. E tu devi dire, sono contento perché il mio governo, no, cioè, io posso essere contento, mi fido sicuramente, saranno sicuramente delle cose molto migliori rispetto a quelle che avrebbero potuto fare i vari Renzi, Gentiloni e compagnia cantante, ma insomma io in quanto rappresentante dei cittadini gradirei poterle vedere con i miei occhietti, tenuto presente che in un modo o nell'altro di queste robe un po' me ne intendo, no? E per cui preferirei, diciamo così, darci un'occhiata. Quindi questa è il giochino di prestigio della settimana. Molto bene, senatore, le chiedo 10 secondi di pausa, torniamo subito. Va bene. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Di nuovo a voi la linea. Grazie, questa è sempre la scuola di magia. Antonino Danna e il senatore Claudio Borghi Aquilini al microfono con voi. Ovviamente, come sempre, no? Queste cose quando era tutto tranquillo fino a cosa mi stanno chiamando perché dicono che bisogna andare a votare in aula. E allora, Bene. senatore, vada pure, non c'è problema, insomma. Io la voglio ringraziare come sempre della pazienza e del tempo e mi pare che come giochino stasera sia stato alquanto esauriente come sempre, ma alquanto preoccupante, già che ci siamo. Comunque, non si preoccupi, vada pure per la votazione. Che si vota stasera? Grazie mille. Grazie. Grazie a lei. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao. Di nuovo, sigla. Avete ascoltato Scuola di Magia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, 0292947222, se volete essere dei nostri, noi andiamo avanti con la nostra trasmissione e mi voglio scusare prima con Marco da Mantova che ho dovuto licenziare su due piedi in questo modo, ma abbiamo avuto il problema di collegarci con il senatore Borghi, poi quando l'abbiamo finalmente agganciato ci è toccato, insomma, Marco giustamente si era lanciato nella sua disamina, ma ahimè io, ubi maior, dovevo in quel momento dare la linea al senatore Borghi, quindi Marco porta pazienza se sono stato
un po' brusco nei tuoi confronti, ma Sava Sandir, credo che la cosa ti abbia interessato, anzi se vuoi telefonare e commentare questa scuola di magia 0292947222 e ovviamente ognuno di voi se vuole dire la propria 0292947222 potete intervenire. Noi adesso andiamo avanti con la nostra trasmissione e in particolare andiamo a vedere le ultime news che arrivano da questo nostro vasto globo terracqueo che nel frattempo ha continuato a girare. Vediamo un po'. Ogni tanto una buona notizia vi posso dare, va. In Venezuela è estratto vivo un bambino di 3 anni a 6 giorni dal sisma. Era ora. Andiamo a vedere quest'ultimo aggiornamento. Nel frattempo sappiate che i lefebvriani hanno risposto al Papa di prendersi del tempo. Questo dopo che il Papa con molta grazia gli ha chiesto di non fare la stronzata di consacrare dei vescovi senza l'espressa autorizzazione della Santa Sede, cosa che se si fa comporta la scomunica late sentenze, cioè automatica. E quelli con una cafonaggine senza pari gli hanno risposto sostanzialmente di andare a quel paese. Veramente. Ma io mi chiedo, ma perché dobbiamo perdere tempo con un gruppo di complottisti che sono una minoranza sparuta fuori dalla Chiesa ormai da decenni e che non hanno assolutamente niente da dare come contributo alla vita della Chiesa cattolica apostolica romana? Davvero, perché perdere tempo ancora con i lefebvriani dopo che peraltro io potevo capire Ratzinger che aveva il tema a cuore, infatti se vi ricordate c'era stata la remissione della scomunica, poi era venuto tutto lo scandalo del vescovo Williamson che era un antisemita della più bella acqua, negazionista dell'Olocausto e tutto il resto. Però Ratzinger aveva i suoi motivi per cercare di riportare i lefebvriani, diciamo, sulla retta via. Perché? Perché lui era stato perito al Concilio Vaticano II, aveva visto la nascita della riforma liturgica e nella sua autobiografia, La mia vita, si chiama, che lui ha pubblicato quando ha compiuto 70 anni, ha detto, guardate, la riforma liturgica, il concetto è stato giusto. Il problema è stato che qui, anziché buttare giù tutto e fare un edificio nuovo, si è fatto un edificio nuovo con pezzi dell'edificio vecchio. E questa era la critica che lui muoveva alla riforma liturgica. Poi, per carità, lui ha sempre celebrato, secondo la messa conciliare, no? La messa di Paolo VI. Ora, potevo capire Ratzinger che era stato perito al Concilio Vaticano II, ma l'attuale pontefice, classe 1955, che era un ragazzino quando è arrivata la messa in lingua, la messa vernacolare e la riforma liturgica. Cioè, che senso ha ancora trattare con gente che dopo dopo quasi 70 anni, che per carità nella storia della Chiesa è appena ieri, ma dopo 70 anni ancora questi che parlano, che dicono che il concilio è stato modernista, che è stato il tradimento della Chiesa. Io vorrei capire, me lo dovrebbero spiegare questi qui qualche giorno. Come hanno fatto? Cioè, qui c'erano 2600 padri conciliari e 2 papi che hanno votato con maggioranze bulgare i documenti conciliari, tra cui anche quello sulla riforma liturgica. E però, guarda caso, Lefebvre si alza e dice no, siete tutti in errore. Questo mi sembra veramente come quello sull'autostrada del Sole, che sentì uscire dalla radio, c'è un tizio che cammina contromano sull'autostrada del Sole, e quello guidando schivava le macchine diceva 1, ce ne saranno almeno 1000. Ecco, questa è la cosa. Ma chi se ne frega dei lefebvriani? Ma diciamolo chiaro una volta per tutte. Non ci servono, non ce n'è bisogno, dai. Allora, abbiamo una chiamata. Pronto, chi è là? Pronto, buonasera dottor. Senta, io volevo dirle questa cosa perché Prego. sento sempre con molta gratitudine le sue trasmissioni, come tutte quelle della Lega. Comunque, io ho avuto il numero, insomma lo so, anche da mio figlio. Domenica
domenica, l'altro ieri, abbiamo partecipato a una camminata qui a Tradati, in provincia di Varese, per due genitori meravigliosi che hanno perso la loro figliola Eleonora 8 anni fa. Le mancava 10 giorni a compiere i 18 anni. E questi genitori da 7 anni, dopo, insomma, da 7 anni, che il ricordo di Eleonora Cocchia, questa ragazza si chiamava, fanno delle grandi manifestazioni per ricavare i soldi hanno già comprato diverse apparecchiature per il centro dei tumori a Milano. Io la trovo una cosa meravigliosa, figlia unica, eppure questi genitori aiutano anche tante famiglie di bambini meridionali che sono ricoverati al centro dei tumori a Milano, insomma. E volevo dire questa cosa per far passare anche questa bontà d'animo verso gli altri. Pensi che anche il presidente del CONI ha scritto una lettera grandiosa. Poi dopo, per le premiazioni, pensi che al sabato sera a un complesso per giovani, io certo ho 77 anni, non sono andata, c'era 11.000 persone. L'anno scorso, alla domenica, fanno sempre la camminata di 5 o 10 chilometri. L'anno scorso eravamo in 400 e poi c'è anche il banco gastronomico e tutto il ricavato lo danno al centro dei tumori. Pensi che per le premiazioni viene sempre un oncologo del centro dei tumori a Milano e quest'anno questo oncologo ha partecipato anche lui alla camminata, diciamo, e ha detto che è stata per lui una cosa meravigliosa. Poi tramite, non so, un giornalista, hanno anche scritto un libro, Vivere a colori, perché nel suo diario di questa ragazza, questa frase, vivere a colori Eleonora. E difatti volevo raccontarglielo perché lei, l'ho sentito che è molto sensibile a queste cose. Io potrei dare il numero di telefono di chi conosce ancora meglio di questi due genitori, se a lei fa piacere parlare assieme, perché anche poi dopo la domenica lì in Piazza Mercato ci sono anche tutte le macchine d'epoca e le moto d'epoca. Non so se le può interessare, io posso dargli un numero sì, facciamo di una una bella persona cosa. che gli è veramente vicino. Sì, Mi piaceva dire anche queste cose grandiose che anche noi semplici facciamo, insomma. Guardi, facciamo una bella cosa. Allora, intanto io la ringrazio per aver telefonato perché io preferisco parlare di queste cose e non dei lefebvriani. Tra l'altro voglio dire ai nostri ascoltatori... Scusi, ma io ho dovuto... Lo so, ma non si deve scusare. Sono venuta a chiamare, non sapevo se ho interrotto non ha interrotto proprio niente, anzi. Voglio dire ai nostri ascoltatori di che cosa sta parlando la signora. Questo è Varese News, Tradate, Accendi la Vita 2026, porta a Tradate 3 giorni di musica, sport e solidarietà per ricordare Eleonora Cocchia.
Dal 26 al 28 giugno a Piazza Mercato a Tradate c'è stata la nuova edizione dell'evento organizzato dall'associazione Vivere a Colori in memoria di Eleonora Cocchia. Eleonora Cocchia era una ragazzina, 17 anni aveva, è morta nel 2017 a causa di una grave malattia oncologica e questo evento nel tempo è diventato un percorso di comunità, solidarietà e impegno concreto a sostegno della ricerca medica e dei progetti dedicati a bambini e ragazzi che affrontano la malattia. Ecco, vedete, questo mi dà spunto per dirvi che questo paese è migliore di quanto noi ce lo descriviamo, e quindi faccia una bella cosa, signora. Adesso noi la togliamo dalla diretta, lasci il numero a Natalia che la sta ascoltando, alla regista, e così poi Natalia me lo fa avere, va bene? Mi scusi se ho interrotto, ma ho lasciato la radio e sono venuta a chiamarvi proprio con lei, ecco, perché so che è particolarmente sensibile a queste cose. Allora la ringrazio e mi scuso se ho interrotto. No, non si deve scusare, guardi, anzi adesso lei resta in linea, noi la togliamo dalla diretta, lei resta in linea e Natalia le chiede il numero, va bene? Grazie. A posto, Natalia, prendi il numero che poi vediamo di raccontare questa bella storia. Io ringrazio la nostra ascoltatrice che ci ha portato ogni tanto una bella notizia, una notizia, una storia di speranza, di solidarietà, di amore per il prossimo, che francamente in questi tempi così contorti ci vuole. Io questa 6ª stagione di Zoom l'ho iniziata all'insegna del sociale e voglio concluderla anche all'insegna del sociale, proprio perché c'è un'Italia migliore che non fa notizia, ma è un'Italia fatta da tutti noi, fatta da gente come noi, e quest'Italia è nettamente superiore a Garlasco, a tutto quel circo mediatico schifoso che hanno fatto sulla povera Chiara Poggi, che meriterebbe di riposare in santa pace, e quantomeno non dovrebbe esserci tutto questo carosello lasciando i magistrati a lavorare, se c'è ancora da lavorare, per cercare un'eventuale verità. L'Italia è un paese migliore rispetto alle discussioni sulla mancata qualificazione ai mondiali, l'Italia è un paese migliore di tante figure, qualcuna anche con la divisa, che viene a dirvi che dobbiamo avere paura di tutto e di tutti, e di questo e di quello e di quell'altro ancora, e che si stava meglio quando dormivamo con le porte aperte e avevamo 8 milioni di baionette, che poi è una stronzata perché l'Italia non ha mai avuto 8 milioni di baionette, mi spiace dirvelo, ma è così. E allora, a maggior ragione ci piace raccontare quest'Italia del bene, l'Italia di Eleonora, l'Italia di Alfredo Galluzzo, che è stato l'apripista con i suoi taccuini musicali di Alfredo della prima puntata di questa nuova stagione di Zoom, e riavremo tra l'altro l'avvocato Francesco Galluzzo. Io lo inviterò di nuovo, l'amico Francesco, perché sarà giusto chiudere la stagione quest'anno nel segno del piccolo Alfredo. Ma abbiamo un'altra telefonata, pronto, chi è là? Buonasera Antonino. Buonasera. Sì. Allora, la telefonata della signora di prima mi ha fatto venire in mente che segnalare quello che è l'iniziativa della Regione Veneto del progetto di Venexus, non so se ne hai sentito parlare. Sì. Che è questo, diciamo, piattaforma dove si incontrano le piccole e medie imprese con i loro progetti e magari le imprese che vogliono fare da sponsor, e la regione che fa un po' da osservatore, garante e diffusore di queste iniziative. Siccome in radio non mi pareva di averla sentito parlare, ho voluto ricordarla, ecco, c'è occasione magari farne un piccolo approfondimento uno di questi giorni. Sì, guarda, ti ringrazio. Grazie a te, ti ringrazio del suggerimento, anche perché io lo avevo preso in considerazione per Italia Oggi, paradossalmente è stato il mese scorso quando Venexus ha aperto i battenti, che c'è stato l'evento e così via. Sì, appunto, è un incubatore di imprese non solo del terzo settore, ma anche delle piccole e medie imprese,
perché il Veneto giustamente vuole continuare a tirare come un dannato sotto il profilo dell'economia e peraltro fa bene. Che poco da dire, insomma, guarda, avremo modo di occuparci anche di questo. Ti ringrazio molto per avermelo ricordato, perché come potete immaginare, insomma, nella mia giornata si sommano tante e tali di quelle cose che tante volte io vi vorrei dire 50 cose di più e capita che mi dimentichi. Allora, andiamo in pausa. Sandra Mondaini, ma quanto è forte Tarzan del 1977 e torniamo tra poco. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Grazie Natalia, alle 19:34 minuti e 10 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1224 di oggi, martedì 30 giugno dell'anno del Signore 2026. Allora, buona gente, il telefono è aperto 0292947222 se volete essere dei nostri, e se volete invece intervenire attraverso la zappa o WhatsApp che dir vogliasi
340 670 9659. Oh, vi dicevo del bambino estratto vivo in Venezuela, sempre perché ogni tanto una buona notizia ci vuole. ANSA, un bambino di 3 anni è stato estratto vivo oggi dalle macerie di un edificio nello stato del Guaire in Venezuela dopo essere rimasto intrappolato per quasi 6 giorni dopo il terremoto di magnitudo 7,5 che ha colpito il paese il 24 maggio. Lo riferisce il Ministero della Comunicazione in un post su X. Nelle prime ore di martedì 30 giugno il piccolo Cliber Moran, di soli 3 anni, è stato estratto vivo dalle macerie dell'edificio Los Corales Garden 1, dove era rimasto intrappolato per 6 giorni, riferisce il governo di Caracas. L'operazione di salvataggio, si precisa, è stata condotta da una missione di soccorso giordana. Il bambino è stato trasportato in ambulanza al personale della zona operativa di valutazione dei danni e analisi dei bisogni dello Stato di Sucre per ricevere le cure mediche necessarie. Speriamo bene. L'Americo Vespucci intanto è di nuovo in navigazione ed è in viaggio verso Nuova York. È sempre la nave più bella del mondo, poco da dire. Governo di Cuba, ancora nessun progresso nei colloqui con gli USA, vedrai che progresso ti arriva tra capo e collo a te. Vabbè, comunque, vediamo un attimo chi è che mi sta scrivendo, perché c'è qua l'amico Salvatore Perillo che probabilmente mi sta ascoltando. Ciao Salvatore, che cosa mi manda? Mi manda, sì, questa è la Giulia Quadrifoglio che fa finta di essere in Alfa 155 DTM, grazie per avermela mandata. Non lo so, certe volte, certe elaborazioni mi lasciano un po' perplesso, mettiamola così. Un po' perplesso, ecco. Andiamo a vedere adesso la BBC. Vediamo cosa dice la BBC. No, niente, la BBC apre anch'essa con la storia della Corte Suprema che prende a schiaffoni Donald Trump e basta, niente di che, insomma, non c'è altro alle 19:37 minuti e 15 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Allora, domani, intanto vi dico che se restate con noi alle 20 c'è una puntata molto scoppiettante di Aria Fritta, nella quale c'è una citazione cinematografica di alto livello da Paolo Cotechigno, centravanti di sfondamento, quindi vi prego di apprezzarla perché insomma io ci lavoro su ste cold opening di Aria Fritta. E oltre a questo, domani 18:15 trattabili, come sempre, avremo la nostra puntata numero 1225. Ci sarà con noi, tornerà finalmente Antonio Zennaro, che è stato un po' impegnato in questo periodo, e poi avremo l'immenso Roberto Giardina con A Berlino tutto bene e ci racconterà dalle rive della Sprea che cosa succede in Germania, anche perché non c'è soltanto la delusione mondiale, ma c'è molto altro. Certo, devo dire la verità, più lavoro con Roberto, più ci confrontiamo sulla Germania, più lui la racconta e più mi rendo conto che quella certa idea di Germania che avevamo un tempo non esiste proprio più. È un paese che sembra aver smarrito la strada, certe volte veramente mi lascia un po' così. Non so fino a che punto la cosa possa essere utile. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui. L'Agi, c'è la brava collega Manuela D'Alessandro che parla di quell'assassino di Cesare Battisti. Cesare Battisti non può vedere suo figlio qui sull'Agi perché può fuggire ed è ancora pericoloso. Per queste ragioni il Tribunale di Massa aveva rigettato il 28 aprile scorso l'istanza dell'ex militante dei nuclei proletari armati per il comunismo, finalizzata a poter vedere il figlio minorenne. L'ex terrorista è stato condannato all'ergastolo per 4 omicidi alla fine degli anni 70, fu catturato in Bolivia nel 2019
dopo una latitanza durata 37 anni. Ora, spiega l'avvocato Davide Steccanella, è stato presentato un reclamo al Tribunale di Genova che lo valuterà in un'udienza fissata il 16 di luglio. La richiesta, dice il legale che assiste Battisti insieme ai difensori Fabio Sommovigo e Marina Prosperi, era di poter stare per un paio d'ore col figlio piccolo fuori dalla cella del carcere di Massa. Ma la sorveglianza ha detto no, dopo che erano arrivati anche i pareri negativi della Direzione Nazionale Antiterrorismo e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Ministero dell'Interno. Abbiamo presentato un reclamo, spiega ancora il legale, perché negare a Battisti la possibilità di vedere il figlio fuori dalle sbarre 2 ore sotto controllo è vergognosa, sconcertante e del tutto incomprensibile. È un ultra settantenne che ha fatto venire qua la famiglia al Brasile. Che pericolo di fuga c'è? E che pericolo che delinqua ancora, visto che gli ultimi fatti che lo riguardano risalgono al 1979? Beh, allora perché avrebbero dovuto processare Prib che per qualcosa successo più di 50 anni prima? Che senso avrebbe? Glielo dico io, avvocato, i fatti successi nel 1979. Vede, a 500 metri da casa mia, a Vibo Valentia, c'è la scuola di polizia. La scuola di polizia, che non è con Mahoney, Hooks e tutti gli altri, ma è un serio centro di preparazione della Polizia di Stato, è intitolata a un signore che si chiama Andrea Campagna. Andrea Campagna era di un paese della provincia di Catanzaro e lavorava a Milano, era in quel di Milano. Andrea Campagna per me non è mai stato una faccia. Andrea Campagna per me è sempre stato una lapide che si trova accanto all'ingresso principale della caserma, dove c'è scritto che nel 1979 gli hanno sparato. E gli hanno sparato per il semplice e banale motivo che lui era finito inquadrato in un servizio del TG1 o TG2 dopo l'arresto di uno dei compari di questo galantuomo qua, di Cesare Battisti. Pensate, Andrea Campana aveva una fidanzata ed era orgoglioso, suo fratello raccontò che era orgoglioso. Sapete perché? Che Andrea Campana, a poco meno di 30 anni, era riuscito con quei 4 soldi di stipendio che prendeva allora a comprarsi un'Alfa Sud usata, la sua prima macchina. Finalmente poteva permettersi un'Alfa Sud usata per poter andare l'estate al paese, andarsene al mare e magari proprio andare a mare con quella ragazza che conosceva, un futuro, sposarsi, chi lo sa. Bene, Andrea Campagna, scusate, non è diventato niente di tutto questo. È diventato una lapide e un nome che io vedevo da bambino quando andavo al Parco delle Rimembranze a Vibo Valentia, perché lì ci sono i resti del Tempio Greco e quindi io andavo a vedere i resti del Tempio Greco. Poi sono diventato adolescente e accanto ai resti del Tempio Greco ci misero la pista da ballo col signor Ferrise Dog Days Production che faceva le serate danzanti. E allora io nelle serate d'estate passavo davanti a quella lapide, leggevo il nome di Andrea Campagna e puntualmente andavo magari anche a sgambettare su quella pista col signor Ferrise che metteva la musica e magari mi compravo pure un cornetto Algi da 1200 lire, quello grande. Poi sono diventato un uomo, il signor Ferrise non lo mette più il palchetto lì accanto al Tempio Greco, però il Parco delle Rimembranze è ancora lì. E allora ogni tanto capita che ci vada per sentire il profumo delle piante, per vedere i nomi dei caduti vibonesi e così via. E quando passo quella lapide è ancora lì. Ecco per quale motivo sarebbe bene evitare di dire tanta roba del 1979, perché ci sono famiglie che fine pena mai dal 1979, egregio avvocato. Va bene, va bene, insomma, va. Le 19:44 minuti e 5 secondi, noi siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Vi voglio ringraziare del vostro tempo, della vostra cortesia, come sempre. Sappiate che è sempre un piacere e un privilegio venire a casa vostra, entrare nelle vostre vite, nei vostri abitacoli, perché no, anche nei vostri bagni, casomai mi ascoltaste dalla vasca mentre vi fate la doccia, chi lo sa. Ecco,
Vi voglio ringraziare come sempre, augurarvi il meglio per questa sera, e noi ci si ritrova quindi domani alle 18:15 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Domani sarà il 1° luglio, speriamo che il caldo porco vada via, se no ci salutiamo con gli Squallor, 38 luglio del 1971, perché l'elettricista si fece passare sopra un camion con rimorchio grazie al piede di porco a pila di sua zia Waller. E chi di voi è un fan degli Squallor come me ha capito la citazione e ha capito tutto. E per finire, ciao, comprati a Rapao. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Alle 20 Aria Fritta. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Là dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico. Era il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a pila. Il capo indiano, che si chiamava Mo venga anch'io, non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo film. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.